Quando l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale del Veneto decise di assegnare il Leone del Veneto appunto a Federica Pellegrini, non potevamo sapere come qualche mese più tardi questa scelta si sarebbe rivelata di straordinaria importanza. Come sapete, il premio è stato istituito nel 1999 per onorare i cittadini veneti o di origine veneta che si sono particolarmente distinti nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'economia, della finanza e in attività professionali, sociali e umanitarie. Per tradizione l'evento viene proposto in uno spazio simbolico e quest'anno io ringrazio la Scuola Grande di San Giovanni Evangelista Battista, fondata nel 1261, che ci ospita in questo straordinario edificio che ripercorre parte della storia veneziana, a partire, come ci rammentano i rilievi posti all'ingresso, dal 1349. Una storia, quella di Venezia, che continua con figure di straordinaria importanza, come appunto Federica Pellegrini. L'importanza dell'appuntamento odierno è sottolineato dalla presenza di amministratori pubblici e autorità provenienti da Venezia, dal territorio. Mi permetto di salutare i membri dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, i colleghi consiglieri regionali presenti, la Presidente del Consiglio Comunale di Venezia Emelinda Damiano, in rappresentanza del Sindaco Brugnaro, ma ho visto anche assessori comunali presenti che non hanno voluto mancare a questo appuntamento. La Sindaca di Spinea, Martina Vesnaver, oggi in verità è qui tutto il Veneto a stringersi con emozione attorno appunto a questa campionessa. Vedo anche molti parlamentari, vado a citarli sperando di non sbagliare nessuno: l'europarlamentare Rosanna Conte, l'onorevole Giorgia Andreuzza, l'onorevole Chetti Fogliani, l'onorevole Germano Rachela. Tra l'altro Germano e Chetti sono anche in Commissione Cultura e Sport della Camera. Federica Pellegrini è la prima donna a ricevere in assoluto questo riconoscimento, assegnato nel corso di questa legislatura. Ricordo, per chi non c'era le altre volte, a Federico Faggin, veneto, inventore del microchip o del touchpad, Ferdinando Camon, giornalista di fama internazionale. E appunto arriviamo a Federica per quest'anno. Penso che il premio a Federica Pellegrini, con questo premio si inauguri una nuova stagione che vedrà protagoniste molte donne. Donne che in regione, come capita in tantissimi campi, la figura femminile ha sempre svolto un ruolo eccezionale, anche solo pensando allo sport. Vado a elencare qualche collega di Federica. Mi viene in mente Novella Callegaris, Sara Simeoni, Gabriella Dorio, Antonella Ragno, per non parlare di Bebe Vio, che in un campo molto particolare sta dando molte soddisfazioni. Ma è pur vero che dopo l'Acquagranda di novembre dello scorso anno il Leone del Veneto assegnato alla nostra campionessa assume una nuova valenza, e non solo in virtù del legame tra Federica Pellegrini, Venezia e l'Acqua, non solo per la bellezza e l'armonia che esse esprimono suscitando giusta ammirazione ovunque, ma anche per il coraggio, la voglia di rinascere, l'impegno di ritornare ad essere se stesse, nonostante le difficoltà. Mai come quest'anno il nostro Leone del Veneto è espressione e simbolo di Venezia, del nostro territorio, che non si arrendono davanti anche alle situazioni più difficili, nelle quali spesso danno il meglio di sé. Venezia ha passato un mese difficilissimo, con una sequenza incredibile di punte massime di acqua alta eccezionale. Ogni volta la città è rinata. Ecco la grande lezione che giunge da Federica Pellegrini. È proprio questa: nello sport come nella vita non esistono scorciatoie, non c'è doping che tenga, casomai c'è tanta fatica, tanto impegno, la capacità di affrontare le prove più complesse. E Federica penso sia un esempio nella sua carriera. Prima Milva raccontava i primi successi, ma anche gli ultimi e le sfide da affrontare, mi permetto di dire, sono comunque alla portata di Federica, e secondo me riuscirà a dare il meglio di sé anche nel prossimo appuntamento olimpico. Permettetemi di leggere la lettera di Luca Zaia, che voleva essere qui presente fortemente, però aveva un impegno fissato da tempo che non è riuscito
appunto a spostare, lo ha già spiegato a Federica durante appunto un evento del CONI recentemente. La leggo perché appunto mi ha chiesto di poterlo fare in maniera puntuale e precisa. Pregissimo Presidente Zambetti, ringraziando per il gradito invito, spiace davvero comunicare l'impossibilità di presenziare alla cerimonia di conferimento del premio Leone del Veneto a causa di impegni precedentemente assunti. Desidero tuttavia esprimere per suo cortese tramite i miei più sinceri complimenti a Federica Pellegrini, campionessa del moto che quest'anno verrà insignita di questo prestigioso riconoscimento. I suoi traguardi hanno riempito di gioia e di orgoglio il Veneto sportivo, che in lei intravede non solo una sportiva esemplare, ma un vero e proprio modello da seguire in cui medesimarsi. Nell'augurare la migliore riuscita dell'evento, concludo porgendo a lei e a tutti i presenti, gli ospiti, i saluti della Regione Veneto e i miei personali, cordialmente dottor Luca Zaia. E quello che diceva Luca, l'immagine e l'esempio che dà Federica, io permettetemi, lo vedo a casa mia, ho 2 figlie, moglie e 2 figlie, sono in netta minoranza a casa, e quando vedono appunto le imprese di Federica Pellegrini, mie figlie che fanno un altro sport, guardano, sognano, pensano, e avere appunto un'immagine pulita come Federica ha sempre dato durante la sua attività agonistica e nella vita è sicuramente un esempio che fa bene a tutti i nostri ragazzi. Grazie ancora e complimenti per questo premio. Beh, intanto buonasera a tutti. Ecco. Per me è veramente un'emozione essere qui perché, come ti spiegavo prima, un po' dietro le quinte, forse è uno dei riconoscimenti più prestigiosi della mia carriera. E pensa che non te l'hanno ancora consegnato? No, infatti, però a questo punto spero di sì. Non l'hai ancora visto? Sì. A questo punto spero di sì. Questo è l'ultimo allenamento, guarda, adesso ti porto nel mare dei ricordi anche. Certo. Spero tutti belli, ma Sì, sappiamo sì, che sì. è fatto di lacrime, di sudore, di fatica. Beh, lo sport è questo, nel senso si perde e si vince per un centesimo, quindi ci sono stati tanti momenti difficili, per fortuna sono stati molto di più quelli belli, quindi... Allora, io partirei dal fatto che sei veneziana, Sì. ci tieni a esserlo, veneta, e oggi arriva qui finalmente un riconoscimento Sì, a una assolutamente, donna, e sì. questo è molto importante. Quanto sei legata tu al tuo territorio? Perché noi abbiamo visto qui solo uno spezzone, Sì. a voler mettere insieme diventa Ben-Hur, cioè con tutti i giri, le Olimpiadi, Certo. quindi il giro del mondo, e non solo nelle vasche di Ma cloro. io nella mia carriera sportiva ho girato tanto perché comunque ho cambiato anche molto spesso allenatori. Nasco ovviamente in Veneto, vicino a Venezia, io ho sempre abitato a Spinea, la mamma è nata a Venezia e tutta la famiglia della mamma è muranese, questo dovevo dirlo, anche perché sono qui tutti presenti. Applauso. Mamma Cinzia, papà Roberto in seconda fila, e poi tutti gli amici, parenti. Sì. Quindi insomma mi sono spostata sempre spesso, cambiando anche allenatori, trovandomi anche in Francia a nuotare, però devo dire sono sempre tornata. Nel 2006 poi ho ricominciato da Verona sotto la guida di Alberto Castagnetti e di fatto non l'ho più lasciata, quindi insomma mi sposto al massimo di un'ora da distanza da casa, quindi per me è molto importante sicuramente il mio territorio, casa mia, la vicinanza con la mia famiglia, questo per me è fondamentale. Stamattina era in vasca, ovviamente, non da bagno, sì, ma certo. 2 ore di allenamento. Anche perché mancano 7 mesi, ormai Esatto. il tempo stringe. Ci arriviamo. Sì. Ritrovare i tuoi che finalmente sono contenti anche di poterti strappare un attimo all'acqua. Sì. Per te staccare la spina o ricaricarti? La vicinanza con la famiglia? Tutte e due, nel senso io molto spesso mi trovo prima di gare importanti a tornare a casa, magari anche fare solo un giro per Venezia, che comunque con mia mamma che ha il classico passo veneziano, no? Che appena mette piede in laguna comincia la maratona, e quindi solo per staccare la spina da quello che faccio ovviamente tutti i giorni della settimana e ricaricarmi, questo sì. Passo lungo, gamba lunga. Sì, non ovviamente so non con queste scarpe.
Essere all'estero con questa dimensione anche di essere veneziana e quindi portabandiera, ma tu sei stata anche portabandiera a Rio, quindi del tricolore, e il tuo grande feeling con Mattarella, qui svegliamo. C'è questa grande affinità anche di sentirsi una rappresentante, un esempio per l'Italia. Sì, io penso che grazie a quello che ho fatto nella mia carriera, grazie a quello che ho fatto in tutti questi anni nel mio sport, ma con presunzione dico anche non solo nei momenti più facili, ma forse anche come ho reagito, scusate la mia R non sono riuscita a levarla, ma sono contenta, e come ho reagito comunque alle avversità, perché ovviamente nella vita di ognuno di noi ce ne sono e ce ne sono state, quindi sono diventata un po' la capitana, no, di questa squadra. Devo dire mio malgrado anche per l'età avanzata, perché nello sport 32 anni sono già abbastanza. Piano, non ancora 32. Non ancora, sì, tra qualche mese, però diciamo sono nel 32esimo anno di vita, quindi mi sento un po' la capitana. Poi per me 4 anni fa comunque sventolare quel tricolore a un'Olimpiade è stata una cosa veramente incredibile, che mi porterò sempre nel cuore. Non sei la decana, sei un punto di riferimento, questo sì. Che cosa racconti, o se te lo vengono a chiedere, le ragazze che nuotano con te o le ragazze che vorrebbero nuotare con te? O chi si avvicina allo sport e chiede, perché appunto è fatica, e la fatica non è la medaglia quando la conquisti, quella è in un battito, se ne va. Tutto il lavoro che c'è prima e convincersi che sei fatta per quello e vai dritta alla meta. Non è un percorso semplice, soprattutto il fatto di convincersi o comunque capire di essere fatto di avere questa vocazione, no? Perché poi i talenti nella nostra vita sono, penso, uno a testa, no? Quindi io ho avuto la fortuna di essere stata catapultata in acqua a meno di un anno per i corsi di ambientamento per i neonati e non uscire più di fatto, quindi è stata fortuna. Non sempre si capisce subito, però secondo me poi c'è qualcosa, no? Qualcosa che senti, qualcosa che ti fa capire che stai facendo la cosa giusta in quel momento, la cosa che ti piace soprattutto di più fare, che poi diventerà la tua passione, quindi è quello che senti soprattutto. Chi dice passione dice fatica, ma dice insieme anche divertimento, cioè ti piace. Ma io penso che ogni passione sia fatica, perché comunque per arrivare a farla al meglio, a ottenere quello che ci siamo posti, qualsiasi passione essa sia, ha bisogno di sacrificio e fatica, questo non c'è dubbio. 2020 è la 5ª Olimpiade. Sì, non siamo ancora qualificate, però vabbè, diciamo che saltiamo a pie pari, potrebbe essere la 5ª Olimpiade, sì. Diciamo che sono fissate a Tokyo, in Giappone, le Olimpiadi 2020. Sì. Ti stai allenando? Certo, sempre. Sì. Il pass quando è che te lo... A fine marzo. Quando è che lo strappi? Ci proverò a fine marzo ai campionati italiani di Riccione e ci saranno ovviamente dei tempi limite e se riuscirò a fare quel tempo limite andrò alla mia 5ª Olimpiade. Come ci arrivi? Cioè, la vedi come un punto di arrivo e poi si vedrà? In questi giorni ho pensato tanto, perché devo dire che dicendo un po' a tutti da anni ormai, perché comunque è dalla scorsa Olimpiade che dico che Tokyo sarà l'ultima, tutti quanti vivono veramente o mi chiedono ogni cosa che faccio è l'ultima volta, quindi sto decidendo se dire che andrò avanti a nuotare per non sentirmelo più chiedere oppure vediamo, però non lo so, diciamo così, non so se sarà l'ultima Olimpiade, però di sicuro è un'Olimpiade, quindi per me, per lo sport che faccio io, è la gara più importante. Allora saltiamo a pie pari, chiudiamo qui la pagina della campionessa di nuoto. Abbiamo parlato della costruzione del
della campionessa, dell'atleta, che è un lavoro faticosissimo, di testa, non solo i muscoli, controllare. Abbiamo visto anche lì l'ultima vasca, quanta fatica. Cosa pensi in quei momenti lì? Cioè quando sei sott'acqua, che non vedi praticamente, non sai. No, noi vediamo, nelle corsie vicine ovviamente è un po' più difficile vedere Senti quelle gli squali. laterali, però comunque le più vicine. Però devo dire che quello che vedete voi in televisione è la fine di un percorso durato 1 anno, quindi noi non dico che la gara sia superflua, perché ovviamente è il momento più importante, però una volta arrivati alla gara noi dobbiamo trarre tutto quello che abbiamo, beneficio da tutto quello che abbiamo fatto durante l'anno, quindi è come se andassimo a memoria, ci dobbiamo buttare in acqua e lasciarci andare, senza pensare a niente, poi pensare un po' agli aspetti tecnici, questo sicuramente, ma le andature, il tuo corpo comunque le ha già immagazzinate durante tutto l'anno, è come se fosse un computer che memorizza. Poi una volta arrivate in gara è logico c'è la tensione, perché i 20 minuti prima della gara sono qualcosa che io non augurerei mai a nessuno, quindi soprattutto per come li vivo io, quindi il mio allenatore lo sa bene, però devo dire che è bello, è tutto bello, poi è facile dirlo quando le cose vanno bene, come sono andate quest'anno, però devo dire che è tutto bello lo stesso, perché altrimenti non sarei andata avanti dopo i momenti difficili che ho avuto, ecco. Appunto, si cade per risalire, come dicono gli americani, non è cadere il problema, è in quanto tempo ti rialzi. Sì, ma io ho trovato l'amore della mia vita, quindi per me lasciarlo per una caduta è sempre stato una cosa superflua. Il nuoto? Sì, certo. Maschio nuoto? Boh, sì, okay. Sì, il nuoto. Non parliamo di... No, invece mi interessava la costruzione del personaggio, perché costruire un campione non si fa così, ci vuole talento. Deve partire da quello, sì. Costruire un personaggio, perché tu ti sei piaciuta anche, cioè quando ti sei vista sul palco hai detto, questo fa per me. No, nel palco dici in palco televisione? No, palco, scusa, podio. Sul podio. Per salirci una volta che ci sei, che sai che... Salire invece sulla scena, su un palcoscenico e avere la consapevolezza di sé, del suo fisico, del suo intelletto, la voglia di fare, anche di divertirti, perché a 31 anni, ma insomma, scusate, la vita è ancora lunga, potrebbe essere mia figlia. Allora devo dire che io non sono mai stata un personaggio costruito, perché insomma i miei casini li ho fatti abbastanza, anche abbastanza spesso, ho sempre detto tutto quello che pensavo, ecco, non sono mai stata una ragazza non pensante, perché altrimenti sarebbe stata politicamente scorretta, questo no, quindi non sono una persona costruita, molto spesso anzi sono passata un po' scusatemi il termine, dalla stronza di turno proprio per questo, ma onestamente non mi è mai interessato piacere a tutti, io preferivo veramente dire la mia, forse poi negli anni cambia il modo in cui lo dici. Si matura anche. Sì, si matura, quello sicuramente, però... È migliorata? No, guarda, sì. La mamma Cinzia La mamma sì, ha detto che sono migliorata. Sì, accennano, per chi non vede, Beh, crescendo sì, io a volte riguardo le interviste post gara di quando avevo 16 anni, devo dire sì, che sono andata a rivedermela, sì. È emozionantissima però. Sì. Ero una bambina, hai un po' di tenerezza quando ti anni. guardi, cioè hai lo sguardo subito cattivo, cioè, ma lì questo dovevo fare, no. No, io sono contenta di tutto quello che ho fatto, nel bene e nel male. È logico, come ho detto prima, lo sport è vincere e perdere per niente, col senno di poi... è facile, no? Dire cosa poteva andare meglio, cosa no. Ho sempre
tratto grandi lezioni dalle mie sconfitte, a volte erano semplicemente sconfitte tecniche, altre c'era qualcosa in me che non andava. Sul fatto di piacersi devo dire che... Però hai trovato in te comunque la risposta del perché non funzionavi tu dentro. Ho avuto anche tante persone che mi hanno aiutato, sì. Quello che si vede in gara, come ho detto prima, l'ultima gara di un anno di preparazione è fatto comunque, sì, il nuoto è uno sport individuale, quindi io in acqua di fatto sono da sola, se volessi fermarmi a 25 metri lo potrei benissimo fare, certo. Però dietro c'è un lavoro di staff, c'è veramente uno staff che mi segue tutto l'anno, dalla fisioterapia alla mia psicologa, al mio allenatore, alla mia squadra di allenamenti, quindi quello che si vede sono solo io in acqua, però dietro veramente c'è un lavoro colossale di tante persone. Ti immagini un altro ruolo dopo l'atleta? C'è qualcosa che ti piacerebbe? La solita domanda, cosa vuoi fare da grande? Nel senso, no, ma c'è qualcosa che in questi anni ti ha incuriosito al punto di dire mi stupisco io, non voglio stupire gli altri, perché tanto già stupiti tutti, anche all'estero. Io 2 anni fa ho intrapreso questa nuova avventura, in televisione per me tra l'altro una cosa nuova di Italia's Got Talent, e mi sono divertita, mi sono scoperta comunque al di fuori della vasca e soprattutto ho scoperto di piacere anche molto di più di quello che mi aspettavo la gente, e quindi questo devo dire mi ha fatto un gran bene, e questa avventura continuerà, non so se continuerà anche nel post nuoto, però io sono veramente aperta a qualsiasi tipo di nuova esperienza. Mi porto comunque dietro un bagaglio di disciplina ferrea, questo sì, quindi sono sicura che qualsiasi cosa vorrò fare lo farò solo essendo pronta e preparata per farlo. Non è un annuncio, è una minaccia. Ecco. Sì. Io starei qui ore perché vedo che sei a tuo agio e avrei tante cose da chiedere. 2 però. Ti hanno tanto preso in giro per quella Erde de Marghera, che hai portato in giro per il Marghera mondo. però non c'entra. Hai anche lottato contro i brufoli. E noi sappiamo... io ho avuto una forte acne da giovane. Adesso, perché quindi... cosa lotti? O contro chi lotti? No, io non lotto più, non ho... Lottare nel senso di mettere la tua persona, cioè la tua testa, a questo punto non è più una questione di muscoli, di allenamento, il tuo pensiero. Io devo dire che ho avuto nel mio interno tantissime lotte, ma più che altro con me stessa. Devo dire che forse da 2 anni ho smesso di lottare e quindi si vive tutto un po' più serenamente quando non si lotta più con se stessi. Ma per gli altri, cioè mettere se stessi a disposizione degli altri, di una causa, hai delle persone che stimi, che vedi come anche tu dei modelli, cioè tu sei un modello per tantissime persone, anche per me che mi alleno in palestra. Okay. Sì. Nel senso, hai anche tu un punto di riferimento, intimo, una persona, un modello, delle idee che fanno capire che si sta al mondo anche perché si è non solo in vasca dei campioni, ma perché si è delle persone che sanno stare al mondo. Ma forse dato comunque dal momento storico, forse da quello che sta succedendo un po' nel mondo, e purtroppo l'abbiamo visto anche qua a Venezia, forse la personalità più importante di quest'anno è senza dubbio Greta Thunberg, quindi quello che ci ha detto lei 6 mesi fa, 1 anno fa ha cominciato la sua lotta, forse 2, passa così veloce il tempo, ha cominciato la sua lotta per ridare un po' alla natura quello che è della natura, no? Perché comunque questo pianeta non lo stiamo trattando proprio coi guanti e ci sta presentando il conto. Ci sta presentando il conto, è inutile bendarsi gli occhi e non vedere. Penso che forse sia lei un po' il faro di ispirazione, ma di tantissimi, non solo per me, che ci ha fatto un po' pensare almeno quest'anno. Si è visto anche a Venezia, insomma,
cosa è successo e cosa può succedere ancora. Tu un po' come Greta Thunberg, far capire che i sacrifici vanno fatti, non si può chiedere e delegare agli altri quando si deve fare qualcosa, quindi anche... No, poi nel mio sport è un po' difficile, nello sport in generale devo dire che è un po' difficile trovare scorciatoie, è logico, Esatto. se ti attacchi a una flebo, però poi ci sono tante conseguenze e è stupido perché non sei te che vinci, no? È qualcosa che viene al di fuori da te. Quindi nello sport devo dire che è un po' difficile trovare scorciatoie, almeno nel mio io comunque lotto contro un potere assoluto che è il tempo, è altamente meritocratico questo. Quando sarai fuori dall'acqua, un posto al CONI, un posto al CIO, la commissione atleti, campagne elettorali, sono un po' difficili. Sono una degli atleti nominati per il CIO, ma proprio perché vorrei comunque rimanere nello sport. Perché solo un atleta può capire veramente cosa vuole uno sportivo, soprattutto in una gara importante come le Olimpiadi, fondamentalmente per quello. Allora, saltando a pie pari e chiudendo, Federica Pellegrini, dove ti vedi fra 10 anni? Come ti vedi fra 10 anni? Io spero in giro per Murano con qualche pargoletto, ecco sì. Ecco. Grazie. Non mi resta che... tutti noi le facciamo un grande in bocca al lupo, non solo per quello che hai detto prima, ed è arrivato il momento tanto atteso, finalmente la consegna del premio. Campionessa infinita che ha saputo emozionare, sorprendere ed essere di esempio per tutti, come atleta e donna, distinguendosi per l'impegno, la dedizione, la capacità di risollevarsi che l'ha portata ad imporsi a livello mondiale. Il Consiglio regionale del Veneto conferisce a Federica Pellegrini il Leone del Veneto. Venezia, 11 gennaio 2020. Il Presidente chiama il Vicepresidente del Consiglio regionale Bruno Pigozzo. Manca il consigliere Antonio Guadagnini e il consigliere Simone Scarabelli.